C'è un nuovo stile architettonico a Treviso, è il Casa Circondariale Sant'Abona. Più che una battuta, un dato di fatto, guardando oltre allo storico complesso carcerario, la casa di riposo Città di Treviso ed ora anche il villaggio San Martino. Tutti accomunati da un alto muro di cinta che nello specifico dell'ultima realizzazione abitativa ha sollevato le inevitabili polemiche, uno stile che non piace all'assessore di riferimento. È uno stile che non fa parte certo del nostro DNA, Però il muro assolutamente. c'è a Sant'Abona e c'è alla casa circondariale, sembra quasi uguale. Ma diciamo che c'è anche da parecchio tempo, non ho capito come mai qualcuno se n'è accorto solo in questo momento e così casualmente. Sottile la stoccata di Italia Nostra e gli strali di Berto Zandigiacomi sui 3 metri di cemento frontestrada, tra l'altro ereditati dalla passata gestione di Cassugana. Il muro è lì da tantissimo tempo, è stato approvato ancora tantissimi anni fa, non è un muro, né non è assolutamente un muro di protezione, è una protezione acustica. Però, assessore, guardando bene le altezze, allora bisogna essere sordi per vivere i primi piani, oppure probabilmente verranno forniti per contratto anche i tappi. E al di là dell'altezza c'è da dire che il muro visto così ricorda un po' quello di Berlino. Io mi auguro che anche alla luce di quanto è uscito in questi giorni tramite la stampa e tramite la televisione, magari ci sia anche il modo di abbellirlo con qualche pianta, qualche edera. Che in realtà c'è, ma solo davanti allo stallo per i disabili, anche se sono già state previste altre aiuole per rampicanti. E dopo il molto rumore per il muro, il suggerimento dell'assessore è chiaro. Qualche albero, qualche edera, qualcosa che lo camuffi un attimo, che lo renda meno impattante all'aspetto visivo. E c'è chi sta già pensando a delle belle querce, magari come quelle da 3.000 euro di Piazza Rinaldi. Non ho visto la tipologia di alberi in Piazza Rinaldi, però se sono belli magari l'importante è che ci sia un ottimo rapporto con l'ambiente. E anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Assolutamente anche quello.